È un no secco su tutti i fronti, con l'unica eccezione di Belluno. La risposta al vertice profughi convocato in prefettura a Venezia dal prefetto Cuttaia, che coordina l'emergenza. Nessun nuovo arrivo, questa è la richiesta generale. Ieri era il momento del lutto, del rispetto della tragedia. Oggi diciamo che non ci vuole un premio Nobel per capire che con quella carretta del mare si mette a rischio la vita di questi cittadini. È altrettanto vero che il 2014 si è chiuso con un bilancio disastroso, 3.600 morti in mare, il 2015 con un altro bilancio disastroso perché sono già arrivati 23.350 profughi e morti 1.600. Quindi o andiamo a prenderceli lì in loco e facciamo un trasporto in sicurezza, o li aiutiamo lì facendo dei campi per profughi lì, delle strutture lì, rispettose della dignità umana. Scartando la prima soluzione, che è quella di andare a prenderci, l'unica soluzione è quella: blocchi navali e creare le condizioni lì. È la fotocopia degli ultimi incontri, parlano di numeri, 700 nuovi arrivi per il Veneto, chiedono sempre l'impegno da parte dei territori, dei comuni, delle province, delle regioni, ma è una fotocopia che si ripete. È una cosa inaccettabile ancora una volta, che a fronte anche di tragedie, perché la tragedia di ieri non è tenuta fuori da questo tavolo e qualcuno si dovrà prendere le responsabilità. Le risposte degli enti pubblici sono sempre queste: non possiamo accogliere queste persone perché non c'è un progetto reale, realizzabile. Io ricordo quello che è successo a Vittorio Veneto, dove questi ragazzi hanno aggredito e usato violenza nei confronti della città. Cosa è successo? Dopo una settimana un'indagine della procura per capire se coloro che avevano l'associazione di volontariato, che sono là per cercare di mantenere l'ordine pubblico, per mantenere la quotidianità di queste persone, sono stati quasi incriminati. Una cosa inaccettabile che fa sorridere. I territori non si sono mai sottratti, cioè i sindaci quotidianamente gestiscono centinaia di problemi e questo è uno dei tanti, non è il problema. Detto questo, i problemi si possono gestire se c'è dalla parte delle controparti ovviamente la disponibilità a venire incontro e a gestire insieme un certo tipo di situazione che non è più emergenziale. Il problema vero non è tanto il luogo dove si mettono le persone, il problema è come vengono gestite. La questione fondamentale è avere delle convenzioni fra prefettura, comune e cooperative che indichino esattamente come debbono essere gestite queste persone e quali sono i paletti all'interno dei quali bisogna lavorare. Sono qui a rappresentare i comuni veneti. Che dicono? Che dicono che sono in seria difficoltà, che noi manifestiamo la nostra indisponibilità in questo momento a garantire la gestione di questo fenomeno, che devono essere cambiate le politiche nazionali ed internazionali perché è ad un livello diverso che deve essere gestito il fenomeno. Noi siamo in seria difficoltà. La linea deve essere quella che non è che possono continuare a venire, perché dopo cos'è il segnale? Che continuano a venire? No, bisogna fermare a monte questo processo che è in atto, ma non può farlo l'Italia da sola, devono essere altri soggetti che provvedono a livello internazionale. Abbiamo un Presidente del Consiglio, abbiamo tutta una serie di ministeri che incomincino a prendere degli accordi perché il problema venga risolto a monte e non gestito così in emergenza sul territorio.